Le lezioni, quelle sì, sono da un giorno all'altro diventate a distanza, ma dell'orto non ci si può prendere cura attraverso un computer. La natura ha bisogno di occhi, mani e sensibilità. All'Iedolo di San Zenone degli Ezzelini, gli alunni della scuola elementare Barbarigo hanno dato avvio a un'iniziativa che va al di là delle restrizioni. A turno, per non creare assembramenti, accompagnati da un genitore, si recano ad annaffiare le piantine nell'orto pensato, preparato e coltivato da loro, una sorta di laboratorio all'aperto. In questo momento sono sicuramente i bambini, gli alunni, quelli che ci stanno rimettendo di più a causa di questo nuovo blocco. Questo progetto però è bello perché riescono comunque ad uscire, quelli che possono appunto e abitano nelle vicinanze, per prendersi cura di quello che Madre Natura ci dà, anche con l'aiuto dell'essere umano, del nostro sforzo, del nostro impegno e del nostro lavoro. Interpretando le indicazioni dei protocolli diffusi dal Ministero dell'Istruzione, i docenti hanno voluto incentrare le attività sul valore dello stare all'aria aperta, così da ridurre di molto i rischi del contagio e favorire il benessere degli alunni, e hanno trovato l'appoggio di comune e parrocchia, che ha messo a disposizione un terreno incolto a 60 metri dalla scuola, e i bimbi, insieme ai nonni del paese, hanno ricavato 9 aiuole e altre 2 a spirale. Un plauso quindi a chi ha portato avanti questa iniziativa, sperando in un periodo migliore per il futuro e che tutte le scuole magari possano intraprendere questo tipo di progetti.